Benissimo, allora buon pomeriggio a tutti coloro che mi seguono abitualmente tutti i pomeriggio. Quindi è una solita live di cartomanzia d'urgenza dove potete chiedermi tutto quello che volete, purché non mi chiedete per la salute, perché per la salute esistono i medici. Quindi non è una live per tutti, io lo dico sempre in ogni mia live, questa non è una live per tutti. Dico questo perché è una live solo ed esclusivamente per persone adulte di una certa età. Voi ragazzine andate a giocare con le bamboline o andate a seguire altri cartoni. Questa non è una live per voi perché non è una perdita di tempo. Salutiamo l'amico Luca Pucci che dice buon pomeriggio maestro, buon pomeriggio Luca. Luca ci segue da YouTube perché noi siamo in contemporaneo in live anche sul canale YouTube il maestro Play. Ok? Allora, per parlare con il sottoscritto in questa live bisogna telefonare perché i commenti sono disattivati proprio perché abbiamo a che fare con gli umanoidi impazziti, quindi che danno fastidio alle live. Quindi per evitare tutto questo chi vuole parlare con me lo può fare solo ed esclusivamente telefonicamente parlando, telefonando al numero 345 600 81 72 oppure potete prendere il mio numero dal mio profilo TikTok, trovate il link del mio profilo. Ben entrato in live, carissimo amico Sergio Zaccariello, un abbraccio a te e la tua dolce Paolina. Un bacio. Abbiamo cambiato anche la musica in sottofondo sperando che sia di vostro gradimento.
Grazie Sergio, sempre gentilissimo. Pronto? Buonasera signora, prego. Ho capito. Adesso mi sente? Benissimo. Perfetto signora. Maestro, volevo sapere quando finirà questa mia situazione economica bruttissima. Vediamo quando arriverà un periodo migliore. Gentilmente se lei mi dirà un po' la sua età e il suo segno zodiacale. Certo, 53 a settembre questo mese Sì. e il segno zodiacale Vergine. Ok, un attimo solo. Salutiamo l'amico Massimo. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te. Signora, un numero da 1 a 3. 1, 2, 3. Sì. Perfetto. Un attimo in linea. Allora signora, effettivamente sono esattamente 1 anno e mezzo che lei non riesce più a capirci. E quindi le cose... Signora mi stia a sentire. Io non vendo i carciofi e non faccio un altro mestiere. Questo è il mio lavoro, è il mio pane e quindi si figuri se io non sarei il primo a dire che hanno fatto una fattura. Ma siccome io sono un professionista del settore e non amo ingannare nessuno, quindi quando c'è qualcosa che non va, io lo dico. Quando non c'è niente, lo dico ugualmente. Quindi lei non c'ha assolutamente niente. Non si faccia imbrogliare da nessuno. No, le spiego. Lei non c'ha niente, è solo un periodo brutto che ci sono poche entrate e tante uscite. Quindi lei ne avrà ancora fino alla fine di quest'anno. Dopodiché, passato questo periodo disastroso, lei inizierà a raccogliere un po' di fortuna con l'arrivo dell'anno nuovo. Certamente i soldi, il denaro non scende dal cielo. Se lei non ha un'entrata, è chiaro, non può avere una salvezza.
deve trovarsi un'entrata per poter avere la salvezza, che avrà questa salvezza con l'arrivo del nuovo anno. Chiaro? Le auguro tanta buona fortuna. Va bene, signore. Grazie. Salutiamo l'amica Giulia da Fragola che dice: buon pomeriggio maestro, un abbraccio forte, bentornata, la seguo sempre con tanto amore, con lei è sempre festa. Grazie Giulia, sei una ragazza a dir poco speciale. Ti do un forte abbraccio e ti auguro una buona permanenza qui nella mia live. Grazie. Il numero per questa live è 345 630 8172. Ripeto, 345 630 8172. Allora io vi prego, visto che questa live è gratuita, non dovete pagare niente, nemmeno un'offerta, e allora vi chiedo le solite cose. La prima è quella di fare il tanto voglio vedere tanti cuoricini, portare almeno a 10.000 il numerino dell'anno, passandovi la mano per la coscienza se me lo vedo. La seconda cosa è quella di condividere con i nostri amici, facciamo conoscere questa live. La terza cosa è quella di mettere il seguo, così vi arriverà la notifica non appena io sarò di nuovo nei giorni che arrivano. Sergio Zacreo dice: prepara qualcosa di buono che ti venga a trovare. È sempre un piacere, Sergio, lo sai. È un piacerone stringerti la mano. Giulia dice: siete una persona interessante e affascinante. Grazie, mi fai arrossire. Mi fai arrossire. Pronto? Buonasera. Ciao. Siamo qui apposta. Prego. Sì. Da quando è andato via questa persona? Una storia di... Allora, generalmente quanti anni c'hai? Che segno sei? Dove? Un saluto all'amico Rox Pirrell, non so se è maschio o no, un saluto di Rox Pirrell, adesso siete sempre il numero uno. Grazie Roxy, continui ad offendermi però, scusami amica mia, scherzo, continua ad offendermi perché non sono il numero uno, io sono il numero 0, perché... No, amica mia, anche tu stai sbagliando. È perché lo 0 viene sempre prima del numero 1. C'era una battuta.
Era una battuta. Sono anni. Grazie. Allora, 1, 2, 3. 2. Vediamo cosa ci dicono. Per un attimo. Allora, carissima amica mia, io questa persona lo vedo già vicino a un'altra donna ed lo vedo anche pentito, ti devo dire la verità. No, ma Ritorno io no, perché vedo questa persona come, lo dico a modo mio per farmi capire, lo sai, io sono molto questa, perdonami, questa persona io ritorno con lui perché è come se si sente minacciato da questa persona. Non so cosa ci sta tra di loro, non posso vederlo, non lo vedo, non posso dirtelo, però lui sta là perché qualcosa sotto c'è. è il punto. Le carte questo mi dicono. Lei è una rumena. Abbiamo detto tutto. Qualcosa c'è stato tra di loro e lo minacciano perché io lo sento, lo avverto. Io lo avverto come sotto forma di minaccia. Sì, è pentito proprio. No, invitò gioia mia, qua è una, allora ti faccio vedere, qua è una cosa non normale, è una cosa complicatissima. Se prima non litiga con questa persona non può mai tornare da te. Ma allora, tempo ancora poco, ma se faccio da quanto tempo, ma ci sarà una persona ma tu se riesci a toglierti questa persona da ora, ma se tu non ti togli questa persona dalla testa, come fai a conoscere un'altra persona? Dimmelo tu. Però ti dico una cosa, io lo dico a te e a tutti quelli come te che soffrono sentimentalmente. Allora, se tu hai un problema legale, da chi ti rivolgi? Benedetto il Signore. Se tu hai un problema di salute, a chi ti rivolgi? E allora? Tu fai passare tutto questo tempo e non ti rivolgi a qualcuno per farti sistemare questa faccenda. Lascia perdere, ma hai capito che ho detto io? Dal mio punto di vista, già hai fatto passare questo. Come no? Dopo le ore 17 potete contattarmi quando volete. Ok? Io già ti ho contattato, però
Per il consulto? Sì, voglio sì, il consulto più approfondito. Ma ascoltami bene, il consulto, tanti di voi pensate che il consulto sia importante, fino a un certo punto sì, ma il consulto nel tuo caso ti dice quello che tu già sai, ti dice quello che tu già sai, non ti cambia la vita. Allora invece del consulto mi chiami senza pagare niente. Cleo, che si può fare e quanto mi viene a costare? Io ti dico tutto, poi se bravo, se il caso è il caso, non è il caso, lascia perdere, capito? Te l'ho detto, dopo le ore 17 chiamami e ti darò diciamo un po' spiegazioni in merito a questa cosa. Ciao, stammi bene, ciao, ciao, ciao. Allora, io vi volevo dire una cosa molto Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Chiedo scusa un attimo, devo dire una cosa importante. Allora, io volevo ricordare un po' a tutti i nostri spettatori, se così vogliamo chiamare. Allora, la cartomanzia, la vera cartomanzia è legale. Nessuno l'ha mai detto, non lo dicono, ma io ve lo leggo e ve lo dico. L'articolo di legge di cartomanzia, il Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza del 1 luglio 2020 del numero 4189, ha dichiarato lecita l'attività di cartomanzia, modificando l'interpretazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risalente al 1931. Non è vietata ai sensi dell'articolo 121 del TULTS. Ok? Questo ve lo dico perché io, siccome sono una persona, un professionista, e il professionista certe cose le sa. Ok? Quindi quello che io faccio è puramente legale e non è contro la religione, come dicono in tanti, è un lavoro con gli altri. I poteri miei so io che ce l'ho e li metto in pratica per chi mi chiede. Pronto? Mi dica, signor, scusi, No, niente, grazie. Volevo sapere come va la relazione che ho iniziato da poco, se può fidarsi. Sì. Lei quanti anni c'ha, che segno è, signore? Lui? Scelgo un numero di cartone 3, una di Allora, si può fidare alle persone sincere per una storia. Se lei punta a un matrimonio, se lei punta a una convivenza, questo
non lo deve proprio pensare. È una storia fatta di unione, di compatibilità e quindi destinata di andare. Ma chi te lo fa fare metterti un comò davanti che ogni tanto devi passare in luci da togliere la polvere? Ma vivi la vita, senti a me, goditi la vita è una sola. E metterti un comò davanti che ti comanda o vuole comandare, tanto per dirne una, no? Ma chi te lo fa fare? Goditi i momenti, goditi la vita. Grazie. Arrivederci. Questo qua sono sempre io all'età di 20 anni, quindi sono 43-44 anni che faccio questa attività, se così la vogliamo chiamare, io la chiamo missione. Quindi con questo ho detto tutto, come dicevo Totò, ti lo dicevo Totò, e con questo ho detto tutto, ma questo vale solo per le persone intelligenti, per le persone che hanno un cervello a cui pensare, a cui dire 1 più 1 fanno 2. 20 anni, 64 anni. 20 anni, 64 anni. Quindi fate un po' i calcoli e vedete sempre se 1 più 1 fanno 2. Vediamo l'amica Giulia che dice: Cleo, ti fanno santo. No, non sono adeguato a questo, perché sono un gran peccatore. Allora, salutiamo, ma poi dice: sei un saggio. Sì, saggio, sì, ce n'ho da ridere, dice, di saggezza. Allora, linee libere, 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Ti avvicini al telefono, togli il viva voce, grazie. Prego. Voce, voce, voce. Volete sapere? L'ansia? L'esame? Io non ti sento, allora o ci mettiamo d'accordo o se no io devo staccare la telefonata, non posso perdere tempo. Che vogliamo fare? Sì. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? 1, 2, 3.
salutiamo l'amica Adele che dice: maestro, per cortesia, la musica è un po' troppo alta, non si sente bene. Ma io quando parlo abbasso la musica, la tolgo, come vedi, la metto quando non parlo. Allora, c'è una buona riuscita. Mi esce la carta del sole uscente, le esce la carta del dono. Ciò vuol dire che andrà bene. Auguroni. Buona serata. Allora, volevo salutare anche l'amico Raffaele Affinita che dice: buon pomeriggio maestro, grazie, un abbraccio forte, grazie. Pronto? Pronto, buonasera, salve. Buonasera. Potrei avere un contributo, per favore? Prego. Allora, volevo sapere se la storia di 18 anni di un compagno, dove cose non passano, litighiamo sempre, ho il sospetto che ci sia mancato un allineamento e volevo sapere se continuerà questa storia o finirà. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Sono Ariete, ho 39 anni. Lui? Lui è Vergine e ha 44 anni. Da quando state insieme? Frati, bassi, 3 anni. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? Il 2. Il 2. Un attimo in linea, grazie. Allora, questa persona... Non ho capito. No, non mi interessa. Mi interessa l'età e il segno zodiacale. Allora, il discorso è questo. Questa persona è una persona che dal mio punto di vista ti sta solamente usando. Nel senso che fa quello che dice lui, va e viene quando vuole lui, ti comando come vuole lui, tu sei troppo accomodante, troppo buono, e quindi mi dici che ci fai tu con questa persona? Ma tu lo sai che i sentimenti è una parola grossissima, ma grossa, che l'hanno tolta anche dal vocabolario. Voi donne pensate sentimenti, che cos'è? Un sentimento che cos'è per te? Voglio capire. Io ho un cane, un cagnolino, un cane che amo più della mia vita, lo voglio bene.
quello pure amore, più dei sentimenti, perché i sentimenti è una pigliata di culo, capito? Sta persona ti vuole bene perché sei accomodante, è diverso. Attenzione, attenzione, quando chiamate a me dovete essere convinti che io vi dico la verità. Poi se volete sentire le stronzate, a quest'ora ci sono tanti bravi cartari, basta chiamare a uno di loro che vi fanno felicissimi, vi dicono quello che volete sentirvi dire. Ok? Vedo rottura, vedo usate seregna e tu manna chi lo pensi. Un'altra donna ci sta, mica si apre tu. Hai voglia tu. Qui ancora il storico cappuccetto rosso tu. Sbaglia amica mia. Guarda dei fatti tuoi, che chi si guarda i suoi non fa mai peccato. Capito? E non crederti le chiacchiere di certi uomini, perché certi uomini la ciaccarella, la ternacca, o a fronte non capiscono cosa vuol dire rispettare una donna. Ciao, ti abbraccio. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Telefono da parte per mia cugina perché non vuole parlare al telefono. Sì. E gli dico la data di mia cugina. Sì. Se conoscerà un giorno l'amore. Sì. È nata il 5 novembre del 67. Scelgo il numero 1, 2, 3. 2. Un attimo, linea. Allora, suo cugino è una persona molto buona, una persona speciale con un cuore grande ed nella vita sentimentale ha ricevuto molto male, molta cattiveria. Ha versato molte lacrime ed ha sofferto molto per raggiungere il suo obiettivo. Le dico che troverà la persona giusta ed sta qui, dove sta? Ecco, la carta del successo, la carta del trionfo ed vedo ancora che tutto questo entro fine anno, quindi suppongo che passerà un bel Natale. Però attenzione perché vedo delle discussioni con qualcuno sempre a carattere sentimentale che fa parte del suo passato. Va bene? Allora mia cugina io questo sto giusto? Sì. Allora spero io che veramente questa persona ce lo faccia. Auguroni per lei. Ok,
dalla Sicilia. Va bene, un abbraccio a tutta la Sicilia, signore. Grazie altrettanto. Arrivederci. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Devo avere un consulto. Prego. Allora, volevo sapere se io mi sono già lasciata, se c'è un ritorno da Allora, parte. quanti anni c'hai te? Che segno sei? Allora, io 34 di Laccia, Lui? 30 di Laccia, anche Da quando vi siete lasciati? un anno adesso. Mi scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Una storia di quanto tempo? 4 anni. Ok, un attimo. Allora, io il ritorno non lo vedo assolutamente. Vedo questa persona già vicino a un'altra donna e lo vedo, le carte mi danno la felicità che lui è felice vicino a quest'altra donna. Quindi non vedi un ritorno assolutamente. Assolutamente non vedo alcun ritorno. Va bene. Va bene? Grazie. Arrivederci. Vi ricordo che effettuo dalle ore 17 in poi consulti in privato, quindi dovete mandare richiesta su WhatsApp sempre a questo numero per avere un appuntamento nel privato per parlare con me riservatamente o raccontarmi le vostre storie d'amore per poter far tornare i vostri uomini o le vostre donne. Pronto? Buonasera. Prego. Quanti anni c'hai che si usa? Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Un attimo. È quella giusta perché le carte mi danno il successo in amore con questa persona. Poi ci sta anche
quest'altre due carte che ti faccio vedere, l'angelo e il trionfo. Quindi auguroni, dopo se vai su YouTube ti ascolterai il tuo consulto. Vai su YouTube, scrivi il maestro Cleo e ti esce il video di oggi, va bene? Arrivederci. Salutiamo l'amico Francesco detto Ciccio, il nostro moderatore, buona diretta caro maestro, e il numero 0 come dice sempre. Yes! Bravo Francesca, hai imparato la lezione. Prego, pronto? Sì, buonasera, sono Maria. Dimmi Maria. Allora, niente, io volevo fare una domanda. Maurizio, cosa trova per me? Allora, è un amico? Questo è l'amico. Ah, ok, allora. Quanti anni c'hai, che segno sei? 50 leone, 54 leone. Va bene. Uno, due, tre. Uno. Un attimo solo. Allora, chiami per sapere la verità o per essere... Perché se chiami per essere accontentata devi rivolgerti a Mastucciapet. Assolutamente no. Allora, stammi bene a sentire. Ci tiene a te per un valido obiettivo. Quindi questa persona, che dal mio punto di vista è un bravo attore e sa bene recitare, il suo amore, il suo, se vogliamo chiamarlo, sentimento, obiettivo nei tuoi riguardi è uno solo, e lo scoprirai con piano piano, se non l'hai già capito te da solo. Quindi se devo dirti che questa persona prova amore per te, io ti dico di. E poi potrebbe essere il suo scopo. Te ne accorgerai presto. Te ne accorgerai molto presto. Te ne accorgerai molto presto e ti ricorderai di me quando avrai una richiesta. Ok? Va bene, maestro. Arrivederci. Grazie. Pronto? Prego. Qual è la domanda? Quando è questa visita?
chi ti fa pensare a te che questo ti tradisce? E all'andare poco, fa stancare. Se lo fai stancare di un'altra donna non ha bisogno. Può dire tu? 1, 2, 3? Vediamo cosa ci dicono le carte. Allora, questi sono pensieri in testa che te l'hanno messi i cartari. Non c'è... Ah, sapevo che ti diceva che stai perché tu non sai qualcosa. Allora, amica mia, voi lo dico un'altra volta, quando chiamate a me dovete essere convinti che io vedo all'aldilà, io vedo nella vostra mente, perché io ho i poteri. Quindi tu ti sei fatto mettere dentro la capa che tuo marito tiene l'amante, che questo ci ha fatto la fattura, tu a te. Allora, non c'ha un cazzo, non c'ha niente, sei tu che da spucciare poche maniche e trarre poca fa. Farti vedere davanti agli occhi un po' diversa, un'altra donna. Ok? Arrivederci. L'amico Rock Superiore dice: da oggi lo chiamo il maestro Cleo Zero. Bravo. Io amo la sua schiettezza. Diceva mio nonno, un attimo in linea, carissimo amico Rock Spirit, diceva mio nonno, la buonanima, io ricordo bene, a una donna, sei una donna, finalmente ho capito. Allora, dicevo mio nonno, carissima amica, se ti devi ubriacare di un buon vino, anche se costa un po' di più, fattene ubriacare di vino buono, perché se tu ti ubriachi con la cena, e ci vuole un mese per riprendere. Chiaro, no? Pronto? Buonasera. Sì. Da quando siete allontanati? Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. Pensi intensamente ad Angelica.
Angelica sta in una fase un po' lunatica, un po' diciamo fuori luogo, nel senso che non sa nemmeno lei cosa vuole dalla vita e cosa vuole, perché è distratta da un qualcosa di nuovo che la sta mandando al manicomio. State chiaro? Quindi se sta definitivamente lontano da te ci sono, però se sta troppo vicino a te si sente tirata dietro per il questa è la pura verità, questa è la verità. Sì. Allora, questa è una storia molto molto complicata. Io ti direi, senza intervenire in nessun modo, l'unico modo di intervenire è quello di metterti da parte, scomparire, fargli assaggiare la tua mancanza. Perché se gli stai davanti ai piedi, se gli stai in continuo messaggi, chat, queste cose qua, gli dai il dolcino per calmarlo. Ok? Arrivederci. Allora, tutti quelli che non mi possono vedere, tutti quelli che gli sono antipatico, invece gli dico: dovete schiattare come schiattano i pomodori. Ok? Come si sente male? Pronto? Abbassi il volume del tuo telefonino. Sì, un attimo solo, vediamo qua perché si sente male, dicono qua. Chiedo scusa. Ah, ecco qua. Che è successo? Allora, voi vi dovete attrezzare però, perché adesso mi sembra che la voce si sente, perché dovete venire su TikTok, ragazzi, lì su YouTube. Allora, vediamo un po', 1, 2, 3. Il numero 3. È come me allora. No, non è vero. Non è vero. Allora, ti dico una cosa importantissima, che il Gemelli è la persona più intelligente del pianeta terrestre. Le due facce che voi vedete, che è il segno zodiacale,
non sta indicando, no, voglio spiegarlo perché è una cosa tecnica, non sta indicare due facce, no, sta viceversa indicare due mente, due menti. Ecco, vediamo un po' se si sente. Allora ragazzi, ditemi se si sente. Più di questo io non posso fare niente perché non so. Ecco qua, adesso dovrebbe funzionare. Allora, vediamo questa persona cosa, come stanno le cose. Un attimo in linea. Allora, questa persona si è preso questo momento di pausa, come lo chiamo, come viene chiamato comunemente, proprio perché si sentiva troppo incatenato a te, ci stavi troppo col fiato sul collo e questo l'ha portato a questa sua decisione per essere più libero. Questa è la pura verità. E quindi devi aspettare che gli passa e farti vedere una donna cambiata, che non sei possessiva e che non gli stai col fiato dietro alla nuca. Ok. Va bene? Allora, se ti calmi tu e ti fai vedere cambiata, questa persona può succedere che torna indietro. Ok? È poco, valgo di più. Ciao, stammi bene. Ciao, grazie. Prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Sì, ciao, pronto, buongiorno Roberta. Ciao Roberta. Volevo sapere la mia situazione futura sentimentale, come sarà? Mi ha appena lasciato il mio compagno e sono un po' dei brutte acque. Quindi vuoi sapere se torna? No, sicuramente vorrei sapere, se torna, ma più che altro come sarà il mio successo, se potrò essere più felice, ecco questo. Tornare alla vettura. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono 54 anni a settembre, sono la Vergine. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Il 3. Un attimo solo.
Allora, la tua vita avrà una svolta, avrà un cambiamento di fortuna sentimentale, di un legame, ed arriverà dopo il mese di settembre, ci sarà questa conoscenza, una persona che ancora non conosci, quindi potrai goderti la vita a modo tuo. Ah sì, quindi andrà tutto a posto? Sì, garantito. Finalmente riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo. Vabbè, me lo auguro col cuore, soprattutto quando mi ha fatto bene, mi auguro che le cose tanto mi andranno. Tranquilla. Va bene, ok, dai, semmai anche io ti farò sapere, ti per dire, ok? Un abbraccio forte, Gioia. Un bacio, ciao, grazie, Ciao, buona ciao. giornata, ciao. Telefono fuori posto, eccoci qua. Allora, l'amica Rox dice: maestro, un giorno ci fai vedere un rituale per allontanare gli invidiosi. Ottima richiesta. A breve farò questo video e lo pubblicherò su TikTok e perché no anche su YouTube. Giulia dice: che peccato già ci lascia. Maestro, siete una bella compagnia. Anche tu lo sei, Gioia, anche se non ti conosco, perché nella foto vedo un bambino, una bambina, non sei tu. Scherzo. Allora, anche oggi è terminata. Sei tu da piccola, allora. Sei tu da piccola. E perché hai messo quella piccola e non hai messo quella grande? Perché sei così brutta che non vuoi farti vedere. Scherzo, Giulia, non te la prendere. Maura dice: buonasera, maestro, è possibile contattarmi dalla Svizzera? Grazie. Come no? Mi contattano tutto il mondo, però la live è terminata adesso, quindi non è più possibile per il momento. Giulia dice: sono una bambina un po' cresciuta, ho 35 anni. Bambino, sei un bambinone, una bambinone. Allora, io vi ringrazio per la vostra gentilezza di seguirmi tutti i giorni, di mettere like, perché io vedo 10.000 anche oggi. Raffaella Fini dice: arrivederci maestro, ciao. Maura, maestro prefisso 0039, grazie. Dalla Svizzera mi sa di sì, 0039, dalla Germania 0049, mi sembra. Ciao, un bacio anche a te, Giulia, un bacio forte. Macchete acchiappa le pile tu dove lo vuoi strufinare. Ragazzi, bando di scherzi. Ciao Roxy. Salutiamo anche l'amico Francesco, detto Ciccio. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani. Domani è giovedì, domani ci sono sperando che non capita niente, che mi allontano dalla live, perché a volte succedono che vengono persone all'improvviso, persone che senza appuntamenti si presentano qui per conoscermi da vicino, per avere consulenze, quindi succede anche questo. Ciao Adele, ti voglio bene, ciao. Allora, un bacio, a risentirci. Da questo momento mi trovate in privato per consulti in privato, ma in privato i consulti sono a pagamento.
chiedetemi tramite WhatsApp al mio numero 345 630 81 72.